Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. Ora non chiudere il tuo cuore, spezza il tuo pane a chi non ha. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia al Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi è una solennità grandissima, celebriamo il Corpus Domini, la solennità del corpo e sangue del Signore Gesù. E questo è il dono inestimabile che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà eternamente. E di questo alimento che abbiamo bisogno tutti per vivere in buona salute e per realizzare la nostra vita, quella vita che Dio ci ha dato in dono e che ha come fine la realizzazione di un progetto, la nostra vocazione. Per celebrare degnamente l'Eucaristia, il Padre ci accompagni nella nostra preghiera e ci dia, conceda il suo perdono. Signore, pane spezzato e condiviso, che sostiene la nostra carità, Kyrie eleison. Cristo, vino versato per irrigare con il tuo sangue i nostri cuori inariditi, Cristo eleison. Signore, vita donata sulla croce per attirare tutti a te e fare di noi un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in
nati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. preghiamo. Signore Cristo Gesù, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio vivo e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abramo con queste parole. Sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi nemici. E Abramo diede a lui la decima di tutto. Parola di Dio. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore, al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo,
che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Recitiamo a cori alterni la sequenza del foglietto. Inizia il sacerdote. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 12 gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla, vada nei villaggi, nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. E gli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Gesù prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò, li dava ai discepoli perché li distribuissero la folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, la Chiesa oggi celebra con festa una singolarità sempre molto significativa, il Corpus Domini, così lo dicevamo una volta, adesso abbiamo perso anche il linguaggio, la festa del corpo e del sangue del Signore
E questo è il dono dell'Eucarestia che Gesù appunto ha lasciato a tutti noi come memoriale. Memoriale è una parola biblica, come celebrazione, come momento presente della sua Pasqua. L'Eucaristia, attenti, non è qualcosa di immensamente prezioso che dobbiamo mettere nel cassetto come si trattasse di un gioiello da guardare. No, no. L'Eucaristia è un dono commestibile. Un dono commestibile che deve essere consumato insieme. È perché è dato come alimento che genera vita nuova per tutti noi. I padri della Chiesa lo definivano in maniera un po' interessante per noi. L'Eucaristia è medicina di immortalità. Gesù dirà: chi mangia di me vivrà eternamente. È proprio di questo che si parla. L'Eucaristia quindi è il dono inestimabile che Gesù ha lasciato alla Chiesa al termine della sua vita terrena, ritornando alla gloria del Padre suo. Agli apostoli che gli dicevano: ma Signore, ci lasci soli? Gesù rispondeva: non sarà mai. Io non vi lascerò mai soli, mai orfani. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Qualcuno potrà anche dubitare di queste parole, ma questo Cristo non lo vediamo, ma è presente nella sua Chiesa. Se no le cose sarebbero già finite, sarebbero già a rotolo, ma c'è Lui la garanzia che tiene. Gesù concretizza allora questa promessa che ha fatto gli apostoli con l'Eucaristia. Per la verità è una presenza misteriosa che ci mette in difficoltà. Una presenza misteriosa in cui Gesù è realmente presente sotto le umili apparenze dei pane e vino consacrati con il potere che Gesù ha lasciato alla Chiesa. Non è il prete che fa queste cose, è la Chiesa che naturalmente ha bisogno di mediazioni, ma è la Chiesa che ha ricevuto il potere di fare l'Eucaristia. In questo memoriale c'è tutto il mistero della Pasqua di Gesù, morto e risorto per noi. Gesù, mettendosi a tavola con i suoi nell'ultima cena, dopo aver ricordato la Pasqua ebraica, la Pasqua degli ebrei, che per loro era sempre il ricordo della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto e anche il patto di alleanza che Dio aveva fatto con il suo popolo ai piedi del monte Sinai.
questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza, quella fatta con gli ebrei aveva perso ogni significato. Questa è la nuova alleanza fatta nel sangue di Gesù versato per tutti. Tutte le volte che farete questo, dice Gesù, ricordatevi di me, ricordatevi di me. Gesù vuole che tutte le volte che l'Eucaristia viene celebrato, Lui sia ricordato, e questo fino al mio ritorno, fino al mio ritorno. Così Gesù consegna alla sua Chiesa un'eredità splendida che dovrà durare nel tempo, cioè il suo corpo e il suo sangue, che è memoriale della sua Pasqua. Però, miei fratelli, l'Eucaristia non è solo il memoriale della Pasqua di Gesù, è anche una presenza d'amore che costruisce la Chiesa. La Chiesa esiste perché Gesù è il fondamento della sua unità e della forza della sua fecondità spirituale. E attorno all'altare, come facciamo anche noi, che i discepoli di Gesù si incontrano, fanno comunione con Lui e trovano quanto serve per compiere la missione ricevuta dal Signore. Non sapremo immaginare un amore più intimo di questo, col quale Dio ha scelto di stare con noi. È una presenza che stupisce per la sua grandezza. Noi ci pensiamo così poco, ma se ci mettessimo un po' di attenzione rimarremmo stupiti per l'immensità di questa presenza e rimarremmo anche sconcertati per l'umiltà dei mezzi che Gesù ha scelto. Pane e vino sono gli elementi che anche i poveri hanno, no? Sono gli elementi semplici, quotidiani, che troviamo sulla nostra tavola. Veramente aveva ragione San Francesco. Sapete cosa diceva Francesco? Che riusciva ad avvicinarsi con fede al mistero di Gesù morto e risorto per noi. L'umiltà di Dio. Ma Dio è umile? Sì, Dio è umile, ma l'umiltà non la conosciamo noi. L'umiltà nella sua radice è verità. Allora, l'umiltà di Dio, dice Francesco, è la strada maestra attraverso la quale transita l'amore del Padre per giungere fino a noi. Sono sufficienti poche parole di Gesù per fare del pane e del vino un mistero d'amore. È di questo che la Chiesa vive, abbracciata alla croce e alimentata dal corpo di Gesù. E un'ultima cosa, non voglio lasciarla da parte perché è importante, un'ultima cosa, l'Eucaristia è anche il corpo del Signore che alimenta la nostra vita di ogni giorno. Gli antichi lo chiamavano il divino viatico, il viaticum, cioè quel pane che il pellegrino tiene sempre disponibile nella borsa perché non
sa quello che può avvenire. È il viatico, il cibo destinato a sostenere il nostro cammino quotidiano. E Gesù lo ha detto: il mio corpo per voi è vero cibo, mio sangue è vera bevanda. E poi, per spingere sulla nostra mania, sulla nostra presunzione, sapete cosa ci dice? Se non mangerete di questo pane e non berrete di questo calice, non avrete la vita in voi. Non lo dico io. Questo è qualcosa di importante e di valido solo in bocca a Gesù, il Figlio del Padre. Chi mangia di me vivrà eternamente. E allora la conclusione oggi in questa festa bella per la Chiesa: miei fratelli, accostiamoci all'altare con fiducia, prendiamo quel pezzetto di pane bianco, in sapore, potrebbe anche non dirci nulla, però è il corpo del Signore, e lasciamoci nutrire dal suo amore e tutto si modificherà in noi al tocco della sua presenza, perché la finalità dell'Eucaristia è quella di trasformarci in Cristo Gesù per vivere con fedeltà la vita che Gesù ha redento, la nostra vita che Gesù ha redento e che il Padre ha assicurato le sue promesse. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, Padre, Figlio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato la Vergine Maria e si è fatto uomo. Tutto Gesù. Io, sepolto, il giorno è risuscitato secondo le scritture, salì al cielo, di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti. Il suo regno non avrà fine, e dello Spirito Santo, il Signore della vita, concede al Padre e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, professa il solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, radunati attorno al banchetto eucaristico, invochiamo il Padre perché mai ci faccia mancare il pane della vita. Diciamo insieme: sazia la nostra fame, Signore. Sazia la nostra fame, Signore, per la Chiesa e per i suoi ministri, vescovi e presbiteri e per coloro che sono in formazione nei seminari, vivendo il loro giubileo, ricevano da Dio di essere sempre fedeli al mistero eucaristico che celebrano. Preghiamo.
Sazia la nostra fame, Signore. Per i governanti giunti a Roma per il loro giubileo, sappiano impegnarsi per la riconciliazione e la pace tra i popoli. Preghiamo. Sazia la nostra fame, Signore, per le organizzazioni caritative e di volontariato, il loro impegno nel garantire a tutti il necessario per vivere sia unito alla testimonianza gioiosa del Vangelo. Preghiamo. Sazia la nostra fame, Signore. Per tutti noi la partecipazione alla mensa eucaristica apre i nostri occhi alle necessità dei fratelli e faccia della nostra vita un dono per gli altri. Preghiamo. Sazia la nostra fame, Signore. Padre, ascolta la nostra preghiera e dacci la gioia di conoscerti da vicino, te presente nel corpo e sangue dell'Eucaristia, per Cristo nostro Signore. Canto 198. Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato guida di verità. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mistero. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo intero. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico solo tu. Fitto. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro, per la sua santa Chiesa. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, Con il tuo spirito, in alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, sacerdote vero ed eterno. Egli istruì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza, comandò a noi di compiere l'opera in sua memoria, il suo corpo per noi immolato, il nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato e la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo insieme la tua gloria.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Proclamiamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, tutte le persone a te consacrate, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e
Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. All'unico Padre rivolgiamo la nostra preghiera con la confidenza che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti. Ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, credendo i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Diamoci un segnale. Pace, pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvo. Salve di Cristo, mi guardino per la vita eterna. Canto alla comunione 412. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina, del convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo, del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Un paio di avvisi. Oggi alle ore 18 in Duomo sarà celebrata la Santa Messa, poi ci sarà la processione, partirà dal Duomo fino al santuario di Sant'Antonio per chi è interessato. Non vi sarà oggi nel pomeriggio alle ore 17:30 la presentazione del volume di Pompeo Volpe, causa malattia, e allora sarà per un'altra volta. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Nonostante il caldo, buona giornata, domenica del Signore a tutti. Grazie altrettanto. 221. Imma